Siamo con la dottoressa Daniela Petrucci, direttrice dell'INAIL regionale, ormai una presenza fissa negli eventi del COBIS, siete in una collaborazione stretta. A 2 anni dalla sigla del protocollo d'intesa, 1 anno di progettazione, 1 anno di sperimentazione, la guida è pronta, è una collaborazione che funziona. Sì, è una collaborazione che funziona e che ci sta dando buoni risultati. Ovviamente c'è l'entusiasmo anche per essere riusciti a superare, almeno nei termini della progettazione e della realizzazione di un primo esperimento, una cosa che tutto sommato fin dall'inizio ci sembrava un po' difficile da raggiungere, che era la presunzione di fare i sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro nascono come dire, favoriti nelle grandi aziende, perché in un'organizzazione grande, non lineare ma strutturata in maniera complessa, ci sono più professionalità e più articolazioni per gestire al meglio. Però poi la rete produttiva del Veneto, lo sappiamo tutti, è una rete di piccole, micro imprese, molte a gestione familiare con qualche amico che collabora, e questo rende più difficile utilizzare quello che invece è ritenuto lo strumento per eccellenza di miglioramento allo stato attuale, ovviamente insieme alle innovazioni tecnologiche. Questo ci faceva pensare che un investimento in questo campo di tempo, di lavoro e tutto potesse essere produttivo. Diciamo che oggi siamo molto ottimisti sulla riuscita. Ora dipenderà da noi la capacità di coinvolgere il mondo delle imprese, però vedo un grande interesse e devo pensare che verrà utilizzato nella misura in cui dimostrerà di essere uno strumento efficace, sintetico. Questo. La ripresa economica sta portando oggettivamente a più lavoro e quindi anche a un incremento degli infortuni in tutta Italia, in Veneto in particolare, sembrano i nuovi dati, però per esempio i settori sui quali state lavorando da anni col COBIS eccetera hanno ancora un calo, quindi la prevenzione funziona. Sì, devo dire che parlare di dati è sempre un discorso molto difficile, perché l'articolazione dei dati è tale e sono talmente tanti, l'INAIL li raccoglie ufficialmente dal 72, ma insomma che si corre il rischio sempre di leggere, come dire, quello che si vuole leggere, nel senso che c'è effettivamente nel settore dell'artigianato una diminuzione, anche noi vogliamo pensare che sia perché è una forte motivazione, che sia anche in parte dipeso dalle campagne fatte, dalle attività, dal fatto. Io credo che la cultura si distribuisce proprio così, nel parlarne. Il fatto di dire che si può fare qualcosa sfata quella sorta di tabù che è la fatalità, no? Per cui tutti si aspettano che tanto, siccome ieri è morto una persona, l'altro ieri c'è stato un altro evento, invece il discorso è esattamente al contrario. Ci sono quegli eventi per una concatenazione in genere di più cause, in cui sarebbe bastata un'interruzione di questa, direi, progressione per evitare quell'incidente. È per questo che ci dedichiamo con tanta attenzione alla fase di prevenzione. Poi è ovvio, come INAIL dobbiamo vedere il dopo, ma guardate che la prevenzione è quella che ci sta dando anche più soddisfazione nel vedere comunque, al di là di oscillazioni o di settori particolari, vedere il miglioramento delle condizioni. Non parliamo, quando si diffonde una cultura di sicurezza, noi vediamo i dati del mondo del lavoro, ma i comportamenti corretti vengono poi anche riportati all'interno delle famiglie, all'interno delle comunità eccetera, quindi mi viene quasi da dire che se iniziamo a essere corretti nei luoghi di lavoro forse saremo anche più attenti come comportamenti nel mondo che frequentiamo quotidianamente. Questo settore sta andando meglio, sì, è vero. Un progetto impegnativo che portano avanti da 2 anni il COBIS, l'INAIL, l'Università Ca' Foscari con le sue strutture tecniche, il professor Finotto, per portare sicurezza nel mondo non solo dell'edilizia ma del sistema casa, quindi anche meccanica, legno. C'eravate alla firma del protocollo 2 anni fa, ci siete oggi quando la guida è fatta, perché avete avuto un ruolo anche voi importante. Nei sistemi di gestione di sicurezza ovviamente c'è anche uno spicchio che riguarda gli incendi, quindi cosa fare, chi deve fare prima degli incendi, chi deve fare la manutenzione, come ci si deve comportare nel caso degli incendi. Questo è il tema, e su questo abbiamo lavorato insieme a Ca' Foscari.
Il ruolo dei Vigili del Fuoco comunque è a 360 gradi, avete un sistema sia per la prevenzione ma anche di formazione e di controllo. Sì, nel campo della sicurezza antincendio la legge affida ai Vigili del Fuoco, allo Stato e ai Vigili del Fuoco in particolare, sia la prevenzione degli incendi che l'estinzione degli incendi, ma anche il soccorso tecnico urgente e non ultima anche un ruolo importante nella protezione civile. Come mai vi siete intanto, innanzitutto, partiamo da questo, perché vi siete offerti? Sicuramente il primo punto è la tutela dei nostri collaboratori, perché per noi sono fondamentali. Sono stato agevolato dal fatto che, avendo già il servizio Sicurgest, ho sempre visto la sicurezza come un punto fondamentale per la mia azienda, e questo progetto mi ha dato la possibilità di svilupparlo ancora in modo più approfondito per cercare di dare un valore aggiunto a quello che è la qualità della nostra azienda lavorativa. È stato un impegno molto grosso perché siete stati controllati per un anno dagli agenti dello Spisal, quindi praticamente controllati 24 ore su 24 nell'ambiente di lavoro. Ne è valsa la pena e i risultati che lei ha avuto per esempio con i dipendenti sono stati positivi o di preoccupazione? Guarda, sicuramente sono tutti aspetti positivi. Innanzitutto devo ringraziare Enel perché è stata veramente una cosa collaborativa e non di ispettiva. Si è lavorato in collaborazione con tutti perché questo era l'intento per portare un risultato importante. Il valore aggiunto di questa cosa è il coinvolgimento degli operatori. I collaboratori hanno un'aspettativa molto forte quando sono coinvolti. Se viene calata dall'alto non la percepiscono come rischio e invece collaborando la vedono proprio come un'opportunità di salvaguardia del posto di lavoro e della qualità del lavoro che stanno svolgendo. Lei è anche un dirigente della Confregionato di Vicenza, quindi ha una visione un po' più ampia. I suoi colleghi come pensa che affronteranno questo risultato? Come uno strumento da usare o lo guarderanno con perplessità? Ma sicuramente io lo proporrei a tutte le aziende perché innanzitutto ti dà una tranquillità come imprenditore di essersi impegnati per fare un qualcosa sulla tutela degli infortuni, e questo ti dà una tranquillità morale. E poi nella qualità anche aziendale è una cosa positiva perché gli enti in cui poi ci proponiamo per fare i lavori, questo ha anche un valore aggiunto come qualità aziendale.